sotto certi punti di vista questa canzone credo possa dare l'input a qualcuno che magari non ha riflettuto bene sulla propria relazione, piuttosto che essere d'esempio negativo, può essere anzi un qualcosa che può spronare a un qualcosa di positivo. Ma intanto suona il telefono, vediamo che abbiamo in linea. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì. Che è successo? Sì, signora, l'ho riconosciuta, però mi sono subito preoccupato perché la sento anche oggi un po' così con la voce. Che è successo? Che è successo? Che noi abitiamo in una casa punta. Io infatti questa mattina proprio pensavo a lei e quelli come lei. L'acqua la lavavo, no, sai, c'è tutti i giorni, va. Certo. Che leggiamo casa. Ah, mi spiace. L'unica cosa positiva è che c'è un anno da banno, andò salotto che sta pescando con Polentino. E mi sono dato però non per la barra, c'è un mobile barra. Signora, ma come sta pescando? L'acqua la lavavo io, ci sono magari i pesci. Ma come? Anciti. Ma non è vero. Ma mi dica che sta scherzando. Mi creda, c'è il succio che la maschera io dopo. Tipo Topo Gigio. La maschera io dopo, Zucci. Guardi signora, che quando ero piccolo avevo. momento che muccavo. Ci scappavo. Vabbè, capita. E lei urla, è chiaro, no? Io me la passo a correre, no, dicevo, quando ero piccolino avevo un disco di Topo Gigio che proprio si intitolava così: Topo Gigio in mezzo al mare. C'era sto topo con la maschera e il tubo. Quindi questo non è Topo Gigio, questo è Suggi Mattogno. che è un po' diverso. Mi rendo conto. Hai caro andò davanti e fai i tuffi, ma poi se ne impazzire. C'è un anno con Bollendino, io cago soppo di acqua, e avrei un anno che soppo di acqua. Scusi, ma è un colpo di padella in testa sto topo, no? Ma cosa stai scherzando? Usavo quando è? Se mi metto tu cosa vicino. Stiamo giocando e poi noi ce l'abbiamo come animale domestico. No? Ho capito. Perché c'è cane. Ho capito. Quindi è il vostro, non si è introdotto abusivamente. Ci sono quelli che hanno del semitrosata, come si chiamano? Iguana. Quali? Iguana. L'iguana. No. È femmine, l'iguana. Va bene. Iguana. Vabbè, sì, iguana. Se lo dice lei che è istruito. Che è uno tra l'altro, iguana. Non sono tanti iguani. No, è uno solo. Uno solo si chiama iguana. Iguana, sì. Siamo bestie, ma si invece i zazzemiti, proprio i zazzemiti, non è iguana. I zazzemiti, i suggi, che sono per noi animali domestici. Certo. Pensare che una volta c'era una bratta da 480 grammi. Che schifo! 480 Mamma grammi. mia, signora! Lo so perché la sua è una valanza, la stavo pesando perché si sentiva un po' grossa, no? Comunque niente, siamo pesci con questo monotempo, ogni volta che piove qua siamo consumati, con tutto che abbiamo cercato, sai, abbiamo messo tutte delle paratie, abbiamo messo tutte dei box e docce sfondate. Ma che c'entra? Perché scusa, perciò lei non ce l'hai il box e doccia a casa? Io ce l'ho, ma e quando ti fa la doccia ne esce l'acqua fuori? Sì, ma per fare la doccia mi serve. Ma lei ci ne esce l'acqua fuori? Non ci ne esce, perché certo. tutte queste cose. Fungono da filtro. Sì, bravo, sono da barriera. Magari funghi. No, sì, fungono da barriera, vabbè, sì. No, non sono funghi da barriera. No, signora. Sono funghi da zafferana. Funghi da barriera non ne avevo. Vabbè, diciamo fungono da barriera. Queste barriere, ecco, le barriere queste qua, non si vede la parola lì. Sì. Ecco, queste barriere sono messe cose locali che Ignazio ci smontavo e pigliavo in certe case. Ma non lo dica, signora! Ma è abusivo, no? Ma che dice? Ma che sono 6 mesi, disse ora che non basta l'acqua, invece tra sono stesso, siamo consumati, siamo rovinati. Sta scherzando, signora? No, stai scherzando, mi crede, siamo rovinati. Ma che nanno, ammuccono. Che poi stavo pensando, scusi, laddove dovessero ammuccare, come fate a cucinarli con tutta quest'acqua? A cucinare per me non ce n'è, al limite lo mangiamo con loro. Ma signora, ma che schifo! Invece come che schifo? Ma c'è gente che parlava un sacco di soldi per andare nei ristoranti giapponesi che c'erano uno pesce crudo. Come si chiama dopo? Tipo il, che ne so, il couscous, queste cose così. Il sushi, sì. E c'era pesce crudo nei ristoranti giapponesi. Devo dire che se non potevo mangiare bello sacro con crudo. Vabbè, signora, però. Un anno gli Ignazio magari vivo se lo mangiano. Che fai scherzo? Cioè, mentre si muove dentro la bocca mi fa un po'. Che c'è in calamaro. Un po' impressione. C'è in calamaro. Comunque. Mi scappavo. Beh. Figlia di cristallo, cosa di impazzire, niente. Ora chiamo figlio della signora che ha preso, che da calamare se ne intende. Perché signora se ne intende? Perché è poco toccato da rano, no? Che c'entra? Lui è calamaro, quindi sa come se ne picchiare il calamaro. Ho capito. Parlano la stessa lingua.
Quindi signor Fabio, veramente una canzone per me, una cosa che sa, c'è una dedica per me a buon anno. Allora guardi signora, c'ho pronta una canzone sicuramente dei suoi tempi, perché è del 1984, quindi lei sicuramente era ragazzina. 84 già era Bella Pagliola. Esatto, si ricorderà sicuramente di questa canzone, dato che abbiamo parlato di acqua, però in questo caso si parla di una ragazza proprio genuina, come lei in fondo, di quelle ragazze proprio acqua e sapone. Ma sapone, io la candeggina non è che si chissà per lavare per la mattina e usare la candeggina, l'altro da sapone. Con l'acqua stantia, tra l'altro. Con l'acqua che c'avevamo, che ormai certo scaveremo la bolletta perché avevamo la casechina. Che dobbiamo fare? Vabbè signora, guardi, in fondo, siccome io credo che dentro di sé lei alla fine è anche una ragazza acqua e sapone, gliela dedico signora. Una riccione, le voglio bene.